con mister Marco Mariotti alla partenza di una stagione sportiva per la Sassari Torres che la vedrà impegnata nel campionato di quarta serie. Lì è arrivato in corso d'opera lo scorso anno e quest'anno parte con una squadra rinnovata con obiettivi sicuramente differenti. Sì, gli obiettivi di una piazza così importante sono chiari a tutti. È stata una cosa che mi ero proposto nella mia carriera da allenatore di allenare Torres. E sono contento, ho fatto una scelta proprio per questo, perché è un tifo, una storia che mi è sempre piaciuta e l'ho voluta a tutti i costi. L'ho scelta prima della fine del campionato perché c'era stato già qualche approccio col presidente a qualche giornata dalla fine, mi ha fatto enormemente piacere e tutto poi è andato come doveva andare, sarà una scelta mia, a prescindere da tutte le altre cose, perché era un obiettivo che mi ero prefisso e perciò la devo vivere bene, tranquillamente, come ho sempre fatto, cercando di portare le mie idee, la mia filosofia di gioco in una piazza importante che ha una storia e tradizione come quella della Torres. Una città che aspetta molto e che chiaramente è molto fidelizzata a quello che è proprio il brand Torres vero e proprio. Qua c'è storia, c'è tanto entusiasmo e lo vedrà sicuramente da qui a poco. Fate la preparazione praticamente vicino casa perché inizierete al Pepinoso di Usine, impianto in sintetico, lavoro particolare oppure adesso c'è solo a far chimica? No, abbiamo fatto una scelta proprio il presidente aveva detto se volevamo andare in ritiro, però ho detto no, facciamo vivere la squadra alla città e viceversa, alla città facciamo vivere la squadra, cercando di iniziare un rapporto che possa portarci a dei risultati importanti. Si deve creare un feeling, si deve creare un qualche cosa tra la tifoseria, la città e la squadra. La squadra deve sapere chi è la tifoseria della città di Sassari, della Torres e i tifosi della Torres devono sapere che hanno un gruppo di ragazzi su cui ci possono fare affidamento e devono sapere che daranno tutto. Poi il risultato del campo è qualcosa che nessuno sa e faremo che sia positivo, però la storia deve far parte anche del passato e del presente per migliorare il futuro, ma ricordiamo che partiamo sempre da una squadra che si è salvata con i play-out, perciò abbiamo tanto da fare, il cammino sarà lungo, ma è una cosa che ci deve inorgoglire e deve farci tirare fuori il meglio di noi stessi. Le motivazioni chiaramente non mancano, da quanto si evince dalla sua intervista, e poi a dare un'occhiata alla Serie D si vocifera per esempio che il Palermo possa essere inserito nel nostro raggruppamento, dall'alto della sua esperienza. Come vede questo genere di arrivi un po' particolari? Lo scorso anno l'Avellino, quest'anno il Palermo. Ma come vedo, io sono rinomato perché dico sempre quello che penso, non è che il Palermo, l'Avellino, bisogna rivedere un po' tutto il calcio italiano, speriamo che sia un anno zero dopo quello che è successo l'anno scorso in Lega Pro, che neanche sono cose che solo in Italia succedono. Nel Palermo parlano di cose, perché? Perché poi il Palermo e Foggia hanno sicuramente qualcosa in più per tornare subito nelle categorie che gli competono, e come è stato per l'Avellino, vabbè lì poi sarebbe da aprire tanti discorsi, però è giusto chiuderli perché sennò dicono che io sono matto, no? Ma il matto che vuol dire? Una persona che dice la realtà e dice la verità in Italia è giudicata matta, no, è soltanto che gli altri fanno finta di non vedere, no? Come i struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia. Speriamo che sia l'anno zero, sono molto fiducioso per tutti gli organi, per lo sport che amo, che è stata tutta la mia vita, e questo. Poi se ci sarà il Palermo sarà un motivo in più, come è stato l'anno scorso, di confrontarci con una realtà importantissima come siamo noi, come il Latina, come il Monterosi, come sono tante altre realtà di questo girone che rendono il girone nostro forse uno dei gironi più belli, più tecnici di tutto il panorama della Serie D italiana. E peraltro a margine ci mettiamo che forse la Torres il Palermo l'ha già battuto, quindi. Vabbè sì, però questo fa parte, come dico sempre io, del passato, no? La storia che non va mai dimenticata per rendere un uomo migliore, una persona migliore, però noi pensiamo quello che siamo oggi, da dove partiamo. Solo così noi possiamo ritrovare forse quello, e auguro alla Torres di trovare, non so con me lo auguro con chi di dovere, insomma quello che gli compete, e negli anni scorsi è stata di sua pertinenza. Ma oggi noi siamo una squadra che parte dai play-out dell'anno scorso, questo non va dimenticato però. In bocca al lupo mister. Grazie, no crepi, grazie si dice, grazie a voi.